Amici bellini, un'improvvisata perché come qualcuno già ha visto c'è pronta l'anteprima, diciamo l'anticipazione della live che tra poche ore andremo a fare. Parleremo di tutto quello che volete, di mercato, di prospettive del campionato che sta per tornare. Ero un po' combattuto perché alla fine non c'erano notizie pregnanti per fare un video, ma è un martedì pazzesco e a questo punto voglio ribaltarla questa notizia insieme a voi. Cominciamola. Allora, amici bellini, bentornati, benvenuti per un martedì pazzesco che si rispetti. Facciamo anche questa cosa, insomma, ci ho pensato parecchio quando l'amico Sangue Azzurro me l'ha girato, poi ne abbiamo cominciato a parlare anche in privato con lo staff del Caffè Napoli e... Benvenuto Pasquale D'Ignazio, cominciamo a fare le cose serie. Lasciate un like riflessivo, ecco, un like riflessivo sulle notizie che escono, perché poi è facile fare lo sputtanapoli, è facile anche indignarsi per lo sputtanapoli, però io la voglio leggere in maniera completamente diversa e ringrazio anche Salvatore Pengue che mi ha dato questo spunto, farmi fare una riflessione che poi non è altro che una conferma di quello che ci siamo detti. Com'è brutto sto capello, devo andare a farmi la doccia e sta scorrendo l'acqua, ma dovevo fare questo video prima del tempo. Prima di tutto diciamo le cose, questa è la nuova mascherina in anteprima di Osimhen, un po' più leggera, un po' più che gli dà meno fastidio, perché secondo me il ragazzo non vede l'ora che sa da luaga, da fa capate contro il pallone, contro il palo, sta tutto così. E l'abbiamo sentite anche le dichiarazioni del dottore, insomma, che si è occupato della produzione della maschera. Lui ha detto la voleva un po' più leggera, poi insisteva a dire il dottore no, ma non dà fastidio assolutamente, ma quando mai, anzi è protettivo, ma non dà fastidio. E vabbè, però se Osimhen ti ha chiesto più volte di farla più leggera, più fine, meno invasiva, è evidente che non si sente proprio a suo agio. E su Osimhen, oltre alle notizie di mercato che ovviamente devono esserci, si muove un Vlahovic, e quelli pochi sono poi attaccanti di prospettiva con un futuro radioso davanti. È chiaro che ne sparisce uno, tutti gli altri. Haaland è praticamente inarrivabile, Mbappé è praticamente così. Non sto paragonando Osimhen a Mbappé, cercate di capirmi, ma di attaccanti con prospettiva giovani che sono stati già pagati tanto e poi possono diventare uomini di mercato, è chiaro che leviamola sta cosa di Robin Hood. Quindi è chiaro, però oggi pare si sia allenato senza mascherine, insomma sta come un pazzo, e questo potrebbe portarci a pensare che potrebbe anche partire titolare contro il Venezia. Un'ipotesi non peregrina, vediamo che cosa succede. Titolare contro il Venezia significa che poi Mertens parte dalla panchina? Secondo voi? Me lo potete far sapere nei commenti, perché il paragone è immediato, no? Vediamo continue dichiarazioni d'amore da parte di Mertens, da parte di Kat, della moglie di Mertens, verso Napoli e verso la città, e poi escono queste dichiarazioni shock all'improvviso della ex di Lobotka. Cominciamo a mettere le cose in chiaro. La ex di Lobotka che dice delle cose, il modo in cui lo dice può essere discutibile, qualcuno può dire ma guarda che quello non ha detto niente di straordinario, perché comunque è chiaro che al centro si sta bene, è chiaro che Palazzo Donn'Anna non può essere comparato con un villaggio Coppola per bellezze architettoniche e naturali, non stiamo lì a dire. Però ovviamente il napoletano dice oh, ma tu perché non ti fai i fatti tuoi, eccetera eccetera. Io la voglio rigirare, non voglio assolutamente soffermarmi né sulle dichiarazioni, né contestarle, né dire come ti permetti, né dire ha ragione, facciamo schifo. Io la voglio ribaltarla e ricordarci che quando noi andiamo a valutare un calciatore e lo bocciamo completamente, siamo molto assertivi, siamo molto definitivi nei nostri giudizi. Ah, Bobot non è buono, è chiat, non sa più calma, perché non sappiamo mai
E questo è il discorso che facciamo spesso anche con Guido. Sono esseri umani. Che significa sono esseri umani? Sono esseri umani nel senso che anche il giocatore più dotato tecnicamente può sbagliare un controllo. Anche un giocatore che è fortissimo fisicamente ogni tanto non ce la fa. E l'essere umano è quello. Lì stamattina mi sono scedato con un male in schiena inspiegabile. Ma questo è pure la vecchiaia. Sono esseri umani anche psicologicamente, perché non possiamo dimenticare che questi giocatori sono dei ragazzi che molto spesso sono lontani dalle loro famiglie, vengono a cercare di inserirsi in un contesto completamente diverso, molto spesso sono ammogliati o hanno fidanzate che rappresentano il loro punto di riferimento quando tornano a casa. Allora esistono situazioni dove un ragazzo trova una moglie come si deve, che praticamente gli dà più serenità. Esistono donne che ti esaltano, la famosa frase dietro un grande uomo c'è sempre una grandissima donna, che significa che ti aiutano nei momenti di difficoltà e non ti mettono altri pensieri. Immaginate una situazione dove adesso è la ex, quindi qualcosa, non possiamo giudicare, ma qualcosa deve essere andato storto. C'è un bambino per lo mezzo, la bambina per lo mezzo, l'affidamento, ogni tanto lei se lo pigliava e se lo portava, adesso è finita, eccetera, eccetera. Capite che quando noi andiamo a giudicare un giocatore dovremmo considerare tutta una serie di fattori. Lui aveva avuto anche un problema alla gola, la tirò in un'operazione e quindi non riusciva a perdere peso. Signori miei, adesso Bobot è un giocatore completamente diverso. Quindi nei nostri discorsi dovremmo essere, ed è una cosa che dico a me stesso, e che ricordo a me stesso oltre che a voi, dobbiamo essere molto parchi e prudenti con i giudizi, perché non possiamo mai sapere. Ricordate la storia di Quagliarella, giudizi a go-go, traditore, eccetera eccetera, e poi scopri quello che c'era dietro. Giudizi sulla città, cose, non ha importanza. Vedete quello che si dice adesso di Zamparini, no? Adesso io sto ascoltando, pace all'anima sua, Zamparini che ci ha lasciato, e adesso si parla un grandissimo uomo, un grandissimo esperto di calcio, un grandissimo eccetera eccetera, amante della vita, buono, un uomo buono. Io in vita ho sentito solo insulti per Zamparini, che mangiava gli allenatori, che era incompetente, che come si permette, che chi è e chi non è. E adesso poi dopo vedete il quando si fa un giudizio cambia tutto e siamo tutti amici e tutti dispiaciuti. E dobbiamo essere un pochino più equilibrati nei giudizi, non dobbiamo tranciare, non dobbiamo ghigliottinare queste cose. E richiudo tutto il discorso, guardate come fila il ragionamento, perché ho appena visto sulla pagina di Angelo Forgione un confronto all'epoca tra Zamparini e Mughini. Zamparini friulano, che dice no, a Palermo la qualità della vita è straordinaria, io da friulano amo stare qua, eccetera eccetera. E Mughini, che è siciliano, dice fa schifo, io me ne sono scappato, non esiste proprio, voglio vivere al nord, eccetera eccetera. E dicevo sono tutte cazzate. Mughini che insultava la sua terra. Ecco come ritorna, no, il cavaliere di prima, senza cavallo, ma ritorna il giudizio di una città, aspettative, ma anche il lavoro, la qualità della vita. Ragazzi, io sono un esempio. Io ho lasciato Napoli perché non avevo possibilità di avere un futuro nel mio campo, nel mio lavoro come mi soddisfa, e quindi sono andato a cercarlo all'estero. Ragazzi, voi non avete idea dei topi che ci sono a New York. Voi non avete proprio, vogliamo parlare delle problematiche di Napoli eccetera eccetera, voi non avete idea dei cumuli di spazzatura che ci sono a giorni alterni nelle strade di New York, ma non parlo della periferia, non parlo dei Queens, di Long Island e di New Jersey, no, proprio a Manhattan, alla Quinta Avenue, Armani, vedi come ritorna il discorso, si fanno dei cumuli di spazzatura. Poi ci sono delle ditte private che si prendono un sacco, questo è uno dei business più lucrativi a New York, che vanno a raccogliere l'immondizia parte per parte della città, e quindi ti dura magari la nottata e quindi tu non te ne accorgi nemmeno. Ma per chi vive di notte come me non sia mai, devi parcheggiare vicino a un cumulo di questa immondizia, perché poi quelli che passano prendono, aprono tutto, non se ne fottono proprio, se ne passano sopra la macchina con tutte le immondizie
Non è tutt'oro quello che è luce, Angela Luce, perché bisogna viverle le situazioni. Allora, la ex di Lobotka può fare tutte le dichiarazioni che vuole. Se fai un confronto con un paesino qualsiasi, di qualsiasi entroterra europeo, è chiaro che è tenuto come un gioiello, c'è una chiesetta, tutte farm e tutte così. La grande città soffre di queste cose qui. Vabbè, veramente io ho voluto solamente sfiorarlo il discorso, perché il giudizio è questo, quello che mi interessa di questo video è che il giudizio deve essere un attimo trattenuto, non dobbiamo essere, è così. Questa è la verità, io la penso così, questa è la mia opinione e nessuno la può contestare. Secondo me faremmo bene un po' tutti a fare sempre un passo indietro e prima di dare un giudizio definitivo su una qualsiasi situazione, una città, un giocatore, un presidente, un esperto di mercato, un giornalista o uno Stato, dovremmo pararci la palla e dire ma forse io non so proprio tutto quello che c'è dietro. Da New York, Valerio Fluido è tutto, grazie per l'ascolto, ci vediamo live perché dobbiamo approfondire una serie di discorsi, vai. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.